Siamo con Paolo Modolo, possiamo dire artista del velluto. Maestro, mastro Appannio del Veduto. Del velluto. Lei poi ha un'esperienza in passato di lavoratore in miniera, giusto? Sì, per 22 anni ho fatto anche il minatore. E poi improvvisamente questa sua conversione al velluto come è avvenuto? Oppure c'era già qualche tradizione? No, sono andato in sartoria da ragazzino, avevo 10 anni in sartoria, 6 anni di apprendistato, poi ho lavorato una decina d'anni per conto proprio, ero troppo giovane, poco lavoro e per necessità sono voluto andare a lavorare in miniera. Ho avuto la fortuna di avere un posto di lavoro in miniera. E poi invece l'attività proprio a tempo pieno col velluto, in che anno è iniziata? E avendo lavorato da ragazzino a 49 anni avevo 35 anni di contributi e sono andato in pensione. Però nei 22 anni che ho fatto il minatore non sono rimasto mai un giorno senza entrare in sartoria. La mia passione era la sartoria, io in miniera passavo alla sartoria, non alla miniera. Ascolti, adesso la sua azienda, si può parlare di azienda o si può parlare di che cosa? No, beh, è un'azienda, una cosa Una familiare, co- con un figlio, il socio con un figlio e un nipote, abbiamo 4 dipendenti. Allora, a me interesserebbe sapere, dal suo punto di vista, come sta vivendo, come vive le elezioni prossime regionali. Ma le elezioni sono sempre un fatto molto importante. Non stiamo andando così avanti bene. Le lamentele purtroppo ci sono. Cerchiamo questa benedetta Sardegna che si sollevi. Allora, lei, tanto per iniziare, lavora nel suo paese, quindi potrebbe essere un esempio a livello così di lavoro produttivo. Che cosa suggerirebbe al prossimo governatore? Io, l'esperienza che ho avuto in sartoria, anche questi 4 dipendenti, sono usciti da un corso professionale regionale. Eh, Devi incentivare queste scuole professionali che si stanno chiudendo, perché oggi per fare l'artigiano nessuno prende più un ragazzo che non si rende la giornata. Uscendo dalla scuola è preparato, così si può assumere. Io i 4 dipendenti senza aver fatto quella scuola non li avrei avuti. A suo giudizio, e così chiudiamo, la Sardegna ha la possibilità di vivere delle sue risorse. Eh sì, l'artigianato sta morendo, tutto l'artigianato sta morendo, non si trovano più ragazzi nei laboratori. E l'artigianato è una nostra risorsa. Orani è un paese molto artigiano e vive dall'artigianato. In maggioranza sia artigianato. Piccole industriette, così con 10, 10, 8, 3 operai.